Si sale in quota, dopo 17 anni torno in Himalaya e si torna proprio in Himalaya al confine con il Tibet, nella regione del Manaslu, e si tenta il Pambari, che è un 6.905 metri, e tentiamo di farlo con gli sci. Così, a pochi giorni dalla sua partenza, i primi di ottobre, Stefano Farronato presentava l'impresa denominata Pambari Q7, iniziata ormai 20 giorni fa. Di lui, nativo di San Zeno di Cassola e domiciliato sul Monte Grappa, e del compagno Alessandro Caputo, milanese, non si hanno più notizie da venerdì 31 ottobre, dopo che si sono interrotte le comunicazioni con i localizzatori a causa di un peggioramento delle condizioni meteorologiche con vento e forti nevicate in quota. È stato invece recuperato il terzo della spedizione, il piemontese Walter Perlino, fermato da malore al campo base a quota 4.800 metri. La conferma dell'avvio delle ricerche è arrivata dal Dipartimento del Turismo nepalese, che aveva rilasciato ai 3 italiani il permesso di arrampicata. La montagna, alta poco meno di 7.000 metri, è tra quelle meno battute dagli alpinisti su un tratto che viene definito accidentato del massiccio dell'Himalaya. Fonti vicine a Farronato confermano che le ricerche sono tuttora in atto, anche con l'impiego di elicotteri e l'utilizzo dei segnalatori. Dai familiari che vivono giornate angoscianti e sono assistiti anche dalla Farnesina è arrivata la richiesta di mantenere il massimo riservo finché non si saranno concluse le operazioni. Farronato, attivo in tutta la pedemontana, è noto e apprezzato arboricoltore e conosciuto per la sua competenza nel settore delle coltivazioni, in particolare dell'olivo. Dalla sua azienda di Cassola il messaggio è che continuano ad attendere il suo rientro per il 10 novembre. Questa in Nepal è la sua 18ª spedizione e prima di partire l'aveva dedicata al padre, recentemente scomparso. Nell'ultimo messaggio pubblicato dal loro staff su Instagram il 26 ottobre, i 3 alpinisti davano rassicurazioni sull'andamento del viaggio. Tutto bene, scrivevano, noi tutto ok, su e giù per i campi, campo 1 a 5.002, campo 2 a 5.008 per portare materiale e acclimatarci, 18 km fino al campo base, poi 8-10 km su morene e pietraie, altri 6 km ripidi su neve fino al campo. Solo noi. I francesi hanno lasciato ieri 3 su 3, per fortuna, tracciando parte del percorso in neve fresca. Su quel percorso, Farronato e Caputo, innamorati della montagna, si sono incamminati per il momento senza lasciare tracce. A Cassola, in tutto il Bassanese, l'apprensione e la preoccupazione sono ai massimi livelli, nella speranza di poter riabbracciare al più presto Stefano e i suoi amici.